Continuano gli sbarchi a Lampedusa anche sotto il periodo pasquale, nonostante il tempo non sia stato dei migliori e il mare fortemente agitato. Sono infatti 43 i migranti, tra cui 3 donne e 2 minori, che sono stati soccorsi dai militari della motovedetta CP-324 della Guardia Costiera mentre erano al largo di Lampedusa, su un piccolo barchino di ferro di 7 metri. Il gruppo è stato immediatamente trasbordato e il natante, partito da Sfax in Tunisia, è stato lasciato alla deriva. I 43 immigrati hanno riferito di aver pagato 1000 dinari tunisini per la traversata e di essere originari del Gambia, della Guinea-Biassou, del Mali, del Senegal e della Mauritania e di essersi messi in viaggio alle ore 23 della giornata di giovedì. Le condizioni del mare sono state proibitive. I militari della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno pattugliato le coste antistanti a largo della maggiore delle isole Pelagie. Gli immigrati sono stati portati immediatamente all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove c'erano altrettanti ospiti giunti negli ultimi scorsi per i relativi soccorsi.